Ma un caso qui passo. Io mi metto sulle spalle il carico di una grossa responsabilità, perché noi qui stiamo scrivendo un pezzo della nostra storia, in quanto abbiamo avuto il coraggio di sollevare il piede e fare un ulteriore gradino, senza interrompere la continuità. Cioè noi siamo la discontinuità nella continuità, cioè siamo nella stessa rampa di scale inserita che va verso la sovranità di questo popolo, però era il momento di sollevare il piede per andare al gradino superiore. E qual è il gradino superiore? Quello che passa dall'essere simpatici all'essere credibili e ad essere delegabili. Questa è il passaggio che noi dobbiamo fare. E che cosa presuppone questo passaggio? Presuppone che si distinguano quelle che sono le dinamiche interne ad un popolo da quelle che sono le dinamiche esterne. E mentre in una dinamica interna è accettabile che ci siano diverse case, diversi movimenti, fa parte di tutte le società. In tutte le società ci sono diverse sfaccettature, è un cristallo con diverse sfaccettature, che però nessuna di esse annulla il cristallo, che continua ad esistere e ad avere il suo valore. Questo nella dinamica interna, quindi possono ancora esistere Sardegna-Nazione o manca post indipendenza, per stare nell'ambito, diciamo così, del mondo indipendentista. Ma quando la dinamica diventa esterna, e allora non è più un confronto che avviene all'interno della famiglia, ma è un confronto che avviene tra tutta la famiglia e ciò che sta fuori, in questo caso lo Stato italiano, che è semplicemente il nostro ultimo dominatore. Prima o poi aggiungeremo il volume di storia di Sardegna italiana, scritto sulla costa così, Sardegna italiana, lo aggiungeremo a Sardegna aragonese, lo aggiungeremo a Sardegna pisana, a Sardegna felicia. Prima o poi si chiuderà questo libro, cioè la storia andrà avanti. Non è che noi siamo nati per cristallizzarci dentro l'ultimo dominatore. Beh, pensate un po', i romani sono stati più tempo di quelli che sono stati gli italiani, eppure non si è cristallizzata allora alla realtà storica di questo popolo. E perché si dovrebbe cristallizzare oggi? E chi sono quelli che hanno tenuto nella memoria, non nel ricordo, guardate bene, no, il ricordo è passatista, il ricordo è folklore, si può celebrare. Noi siamo la memoria è dinamica, la memoria elabora, la memoria va avanti, prende ciò che è successo per elaborare concetti nuovi, e questo noi stiamo facendo oggi. E allora nella dinamica esterna noi dobbiamo essere un tutto unico, come abbiamo fatto per il nucleare. Perché l'abbiamo vinto? Perché a un certo punto ci siamo accorti che quella non era una dinamica interna al nostro popolo, ma era una dinamica esterna che vedeva il nostro popolo contrapposto ad un altro ente, che in questo caso era lo Stato, che aveva deciso per noi il nostro futuro, per i nostri figli e per il nostro territorio. Ecco dove sta il passo. E allora che cosa dobbiamo dedurre da questo? Che questa che noi oggi abbiamo qua non è un'ulteriore casa da aggiungere alle tante case, perché altrimenti diventiamo un nuovo componente di una galassia che già basta quanto è frastagliata. Non porta niente. Noi oggi qui siamo una casa comune, siamo quella casa dove la gente esce dalle case, dalle proprie case, e diventa gente, cioè è identificabile nel collettivo, non nell'individuale. Cioè noi siamo qui, io sono qui come Sardegna Nazione, ma sono gente adesso, non sono più Sardegna Nazione. Io non ho la mia bandiera per distinguermi in quanto Sardegna Nazione, io ho la mia bandiera per distinguermi in quanto collettività di casa comune, perché se divento gente ho la forza. Se divento invece casa mia, allora faccio parte della dinamica interna, ed è giusto che continui ad esistere, ma non posso però la mia conflittualità portarla
ad indebolimento del mio popolo, della mia casa comune. Ecco dove sta il passaggio. Cioè non è che questa cosa nasca senza che nessuno l'abbia pensata. Ci abbiamo studiato sopra, ci abbiamo pensato a fondo ed abbiamo elaborato qualcosa che sia diverso, perché l'uguale l'abbiamo già provato, non funziona. Ma non funziona neanche la sommatoria, quella che vi ho detto prima. Cioè, se prendiamo la calcolatrice e facciamo il calcolo e aggiungiamo casa su casa su casa, facciamo delle case sempre separate, mentre qui noi abbiamo inventato la casa comune, perché è la casa comune che si deve confrontare. È una dinamica esterna questa, e l'abbiamo capito. Ecco perché dobbiamo portare fuori da questa stanza questa idea collettiva. Noi siamo gente e la forza sta nella gente, perché la gente è difficile da abbattere. Ad uno per uno ci possono sconfiggere, ma se siamo gente, se siamo popolo, nessuno ci sconfigge. Ecco che cos'è indipendenza per la Sardegna e sovranità.